risultano davvero benissimo. Non so se notate appunto lo stesso effetto nel momento in cui guardate il video. Intanto siamo mezzi rintontiti. Vediamo se possiamo alzarci. Mani tutte insanguinate. Ok. Ajay, se mi senti rispondi. Ajay Gal, rispondi per favore. Eccoci. Telefonino. Prendilo, amico mio. Che puzza. Tutto insanguinato. Grazie a Kira. Sono Sabah. Kira? Dove sei? Non lo so. Cazzo. Chi guidava è morto. Ok, ascoltami. Guardati intorno. Dovresti vedere una torre. Devi arrivare fino a lì. Mi sto muovendo adesso per prenderla. Vado alla torre. Ok. Ce la puoi fare, Ajay. Eccoci ragazzi finalmente in campo aperto. Allora abbiamo il nostro grande coltellone in mano. Deve essere un macete o appunto una specie di coltello. Concetti base di furtività. L'indicatore di rilevamento si riempie quando ti vedono. Bene, questo lo sapevamo. Tieni T per lanciare il sasso e C per accucciarti. Questo lo sapevamo da Far Cry 3. Allora attenzione che ci sono gli avversari da quella parte. Vediamo di procedere in silenzio ragazzi. Vediamo di vivere come dei veri e propri selvaggi. Il nostro arco sarà l'arma principale. Intanto qui si avvicinano i 3 Thunderbirds di Grease. Eccoli qua con gli occhialoni. Attenzione, eccoli. Uno da una parte, uno dall'altra. Attenzione. Eccoli. Vai da quella parte. Vai da quella parte. Come si fa ad accoltellare ragazzi? Non me lo ricordo. Aspetta. Abbatti, eccolo. Beccati questo amico mio. Oh, ok, gli abbiamo tagliato la gola. Ha addirittura il suo K47. Benissimo, ricarichiamo. Guardate che bello. Mamma mia, tutto definito. Allora, dobbiamo arrivare lassù in cima. Le 2 guardie le lasciamo perdere per adesso. Attenzione. Attenzione. Oh, dov'era? Dov'era? Attenzione, ci hanno visto. Maledizione, non me ne sono neanche accorto. Beccati questo. Dov'è? Bello. Attenzione, vediamo di prendere le sue munizioni. Dai. Cura. Bello. Vediamo dove ci hanno ferito. Nuovamente a questo braccio. Ah, guardatela. Con il ramo. Attenzione, eccolo davanti a noi. Beccati questo. Maledizione, guardate un po'. C'è molto rinculo in quest'arma. Abbiamo finito le munizioni. Maledizione, non ci credo. Andiamo. Come dei veri e propri berretti verdi. Dai. Attenzione. Eccolo. Avanti. Eccolo. Vieni qua. Bello, vieni qua. Allora, vediamo di ricaricare un po' tutto. Abbiamo iniziato come dei veri e propri. Eccoci qua. Combattenti. Colpo alla testa, perfetto ragazzi, ce ne sono ancora 2 davanti a noi. Vediamo di ricaricare un po' le munizioni. Dov'erano? Dov'è il cadavere? Eccolo qua, attenzione. Eccolo, altri 9 proiettili, perfetto. Dobbiamo utilizzarli con cura e cautela. Attenzione, eccolo, primo bersaglio davanti a noi. Perfetto, ce n'è ancora un altro. Ottimo, abbiamo terminato i proiettili. Allora, puoi nuotare sott'acqua per nasconderti dai nemici. Come si fa a nuotare sott'acqua? Allora, come si fa? Aspettate, ecco, perfetto. Allora, usciamo però. Usciamo. Ah, li abbiamo massacrati. Altri 9 proiettili sicuramente. Non ne hanno? Cosa c'è qua? Saccheggiare, perquisisci. Vediamo cos'ha. Una siringa, ci potrebbe essere utile. Saccheggiamo anche quest'altro. Gomma da masticare, bene. Sì, così abbiamo un dente che ci fa male. Il nostro ragazzo Agile non si è staccato probabilmente il dente del giudizio, quindi sicuramente ancora ce l'avrà fisso. Con un po' di gomma da masticare possiamo stare un po' più tranquilli. Allora, vediamo un po'. Eccoci qua. Cosa c'è qua? Un cadavere? No, cos'è? Ah, ecco, una specie di cervo. Vediamo di scuoiarlo. Prendiamo tutta la sua pelliccia. Eccola qua, almeno ci servirà più avanti. Le esche, tieni premuto E per scuoiare gli animali. Apri la ruota delle armi tenendo premuto 1, 2, 3, 4 e Q per selezionare l'esca. Ah, lancia l'esca per attirare i predatori nella zona. I predatori? Vediamo, ci sono predatori? Vediamo un po'. Io tipo così posso selezionare l'esca e lanciarla con la Q, a quanto ho capito. Vediamo un po'. Ci devono essere predatori. Meno male che abbiamo ancora dei 9 proiettili. Potrebbero esserci molto utili. Allora ragazzi, c'è un po' di freschetto in questa zona dell'India. Attenzione, questi avvoltoi mi fanno prendere un colpo ogni volta. Allora, prendiamo questa. Silenzio ragazzi. Questo ovviamente è il primo video ragazzi. Poi mi ambienterò con l'audio e con tutto il resto appena sentirò come è uscito fuori. Intanto lancia l'esca per attirare i predatori e seminare il panico tra i nemici. Vediamo un po'. Ecco la nostra esca ragazzi. L'ho lanciata? Come si lancia l'esca? Aspettate ragazzi. Ma come si lancia? Non ho capito. Allora, sì.
Vediamo un po' com'era. Tieni premuto Q. Oh, maledizione, ragazzi, non ho capito come si tira l'esca. Questa deve essere la pietra, ok, con la T. Però l'esca come si lancia, maledizione? Devo... Aspettate, vediamo se c'è una specie di zona per le istruzioni. Vediamo un po' generale, controller, riprendi. Non ho capito come lanciarla, maledizione. Questa è la Molotov. E niente, ragazzi, dobbiamo passare dall'altra parte. Vediamo se possiamo andare in silenzio. Adesso poi magari nel prossimo video mi spiegate come lanciare l'esca. Tanto qua c'è una guardia. Vediamo se possiamo farla girare. Perfetto. Becca di questo. Attenzione, forse ci hanno visto. No, perfetto. Calma, così possiamo lanciare il calcio. Bene, eccolo. Eccolo. Ce n'è un altro. Maledizione. Abbiamo solo 9 colpi. Andiamo di ricaricare. Eccolo. Giriamo da questa parte. Eccati questo, ferito. Ancora? Benissimo, 10 punti di esperienza guadagnati. Ricarichiamo. Ok, altri proiettili. Andiamo. Qui c'è un altro cadavere. Devo ancora capire come attirare i predatori, ragazzi. Ecco, forse così, cliccando 2 volte Q. Oppure, ecco, l'esca selezionata. E come si fa a usarla? Forse con G. Vediamo un po'. No. Non l'ho capito per bene. Forse con CTRL? No, neanche. Allora, eccoci arrivati a una specie di accampamento. C'è un'aquila addirittura. Qua dentro cosa c'è? Un predatore? Vediamo se possiamo aprire. Attacca. Rompiamo gli oggetti con questo attacco corpo a corpo. Vediamo un po' se possiamo aprire questa zona. Dai, questa specie di gabbietta. Forse possiamo entrare. Vediamo un po'. Come facciamo a rompere gli oggetti? Ora? Dai, dagli un altro colpo. Maledizione. Ah, ecco qua, perfetto. Allora, qua dentro c'è una foto di matrimonio, una granata e un giubbetto antiproiettili. In più un coltello da lancio. Perfetto, mi mancava Far Cry 4, ragazzi. Meno male che è uscito abbastanza presto, così possiamo godercelo tutto insieme. Allora, vediamo un po'. Tieni premuto 1 e selezioni i coltelli. Ah, ho capito come si lancia la carne, ragazzi. Allora, probabilmente così, vediamo un po'. Eccola qua, vediamo un po' quello che succede. Rimaniamo a guardare. Non è che spunta. Eccoli gli animali. Guardate un po' che fighi. Vediamo un po'. Seminiamo il panico tra i nemici. Eccoli. Guardate che figo. Guardate. Niente, ragazzi. Dai che forse l'orso ci dà una mano. Ricarichiamo. Abbiamo ancora abbastanza proiettili. Giù. Beccati questo. Attenzione, nascondiamoci da questa parte. Ce n'è forse uno dentro la casa. Tigri e leoni. Attenzione, vediamo dove sono. Non riesco a vederli. Abbiamo un paio di proiettili. Perfetto. Abbiamo ricaricato. Attenzione. Beccati questo. Attenzione. Eccoci nel campo nemico. Siamo nel campo nemico. Ce n'è uno alla nostra destra. Si è nascosto dall'altra parte. Vediamo di procedere. Deve essere qui. Dov'è? Eccolo. Vieni qua. Bell'attacco corpo a corpo. Ricarichiamo. Siamo alla tipo Walking Dead con 5 munizioni, con 5 appunto proiettili in mano. Meno male che abbiamo preso adesso un bel po' di munizioni per fucile d'assalto. Ok, l'orso ha fatto tutto il suo dovere. Intanto possiamo raccogliere anche qualche altro proiettile qua dentro. Cosa c'è? Sali. Eccoci qua. No, non mi interessa per adesso. Qua dentro. No, per adesso possiamo procedere. Allora, aspettate un attimo, ragazzi. Le cuffie. Ok. Vediamo se possiamo andare dall'altra parte. Qui ci deve essere l'icona dello scrigno. Deve essere una specie di box contenente qualcosa di interessante. Però per adesso è meglio arrivare dall'altra parte. 350 metri di scalata. Vediamo un po'. Ok. Mi dispiace che non riesco a reggere il gioco ad alto, però va bene lo stesso. Fantastico, sei così bravo ad ascoltare. Senti, non me la sono presa per i wonton, lo so che possono non piacere. Sappi che ho fatto giustiziare lo chef per la sua incompetenza. O era la sua famiglia? In ogni caso, la prossima volta ti prometto qualcosa di meglio. È l'ultima volta che faccio rapire uno chef della TV. Ecco i coltelli da lancio, ragazzi. Attenzione che qui c'è addirittura un bel montone. Vediamo se possiamo fermarlo. Un paio di montoni.
Perfetto, uccisione netta e doppia pelle per quello che abbiamo fatto. Vediamo se lo possiamo trovare. Scuoia. Queste pelli ci serviranno poi più avanti. Vi ricordate quando andavamo a caccia degli squali, roba del genere? Ecco, per creare probabilmente nuove armi, munizioni, nuovi equipaggiamenti. Vedremo più avanti. Scusate, per non darmi una cornata nelle parti basse che mi fate toccare le stelle. Aspettate. Allora, vediamo se possiamo superare questo ostacolo. Intanto, anzi no, io direi di utilizzare la strada più intelligente, quella della montagna ad est. Perfetto, vediamo di procedere verso nord. Intanto c'è un piccolo alberello semidistrutto. Raggiungi la torre d'osservazione. Vediamo un po', intanto qua cosa c'è? Una bandierina. Niente, attenzione. Chi è? Ma che brutto nome che gli hanno dato. Mi piaceva più il nome del vecchio protagonista. Vediamo un po'. Cosa c'è gettato? Una fune. Perfetto, vediamo di salire, ragazzi. Eccola qua, un pochettino di scalata. Ah, ecco, perfetto. Così. Bene, bene, bene. Vediamo di procedere verso l'alto. Speriamo che ce la fa a tenere. Ok. Vai, amico mio. Bene. Figlio di Mohan. Salve. Che tu sia arrivato. Sabal ti sta aspettando vicino alla torre. Arriva, aspettate, cosa c'è qui invece? Un po' di whisky. Ce ne prendiamo una bottiglia, ragazzi, perché non abbiamo bevuto niente da quando siamo partiti. Eravamo in quella specie di mattatoio lì in cima alla montagna. Intanto questo è il territorio alleato. Guardate che figo il paesaggio. Eccoci qua. Siamo praticamente nel bel mezzo delle montagne dell'Himalaya. Intanto una bella torre d'osservazione. Sembra quella del Signore degli Anelli quando hanno attaccato il fosso di Helm. Guardate che bella. Allora, vediamo un po'. Intanto neve, ci deve essere un freddo cane. Meno male che abbiamo l'equipaggiamento necessario. Allora, Ajay, ce l'hai fatta. Bravo, salve. Figlio di Mohan. Perché mi state aiutando? Sei il figlio di Mohan Khan. Forse non lo sai, ma quel nome ha un grosso peso nel Kiran. Soprattutto per il sentiero d'oro. Quelli dell'armata mi stanno ancora cercando. Pagan Min non si fermerà davanti a nulla per riaverti. Merda. Alcuni degli uomini di Pagan ci hanno trovato. Saranno qui. Ma non ho capito perché mi vuole questo Pagan Min. Che gli ho fatto? Cioè sì, ho capito che siamo figli di chi appunto tu dici che noi siamo. Però abbiamo bisogno di qualche informazione in più. Frecce. Allora ragazzi, ecco la nostra bella posizione. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Ecco che arrivano. Beccato. Ce n'è un altro. Attenzione. Eccoli. Eccoli. Beccati, colpo alla testa. Ci stanno attaccando da quella parte. Attacco da nord-ovest. Vediamo se possiamo prenderli. Attenzione che ci ha gettato. Attenzione, una granata. Mamma mia. Siamo ancora vivi. Siamo ancora... No, ci hanno ammazzato. Ma era impossibile capire. Ah, quindi una bella granata ci fa fuori. Ok, capito. Vediamo di riprendere. Quello deve essere Indi. Ok, una bella scrittura indiana. Tanto saliamo al piano di sopra. Adesso che ho capito come funziona, ve lo dico io. Allora, vediamo dove sono. Stanno arrivando da quella parte. Preparatevi. Preparatevi con le moto. Slitta. Mamma mia, eccolo. Beccato. Mamma mia, che rinculo che ha quest'arma. Vai, 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 vai. Attenzione. Attenzione. Eccoli. Eccoli. Beccati questo. Perfetto. Vediamo di curarci. Benissimo. Una bella punturina. Eccolo che arriva dall'altra parte. Con la moto slitta. Benissimo. Ancora dal lato est. Vediamo un po'. Cambio caricatore. Beccati questo. Vai, 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 vai. Niente, niente, niente. Questa è una zona troppo aperta. Scendiamo al piano di sotto. Eccoci qua. Vediamo un po'. Eccolo, eccolo, eccolo. Mamma mia. Vai, 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 vai. Oh, scusami, scusami, non ti avevo visto. Abbiamo fatto fuori un nostro uomo. Maledizione. Beccati questo. Ammazziamolo. Ce ne deve essere un altro. Una bella granata. Via, 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 via. Prendiamo le munizioni. Bene, 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 bene. Come si lanciano le granate, ragazzi? Aspettate, eccole qua. Granatona. Una a te e una a te. Questi bei confettoni. Ok, ancora, ancora, ancora. Bene. Ma io sono un tipo più da combattimento all'antica. Mi servirebbe un arco, un coltello. Che devo fare con questo fucile? Vediamo un po'. Ok, eccoli che arrivano, ragazzi. Eccoli che arrivano. Eccoli che arrivano. Valanga? Che valanga? Valanga! Attenzione! Via, 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 via. Dov'è la valanga? Sta crollando tutta la montagna. Dove vado? Dove vado? Dai, dai. Non mi date neanche un piccolo indizio, ragazzi, dove posso gettarmi per nascondermi? Niente. Vediamo un po'. Siamo vivi? Mi ricorda un po' il film XXX, quando è arrivata la valanga che ha distrutto la torre radio. Adesso ci alziamo col cappellino e lo snowboard. Dai, dai, butta via tutta questa neve, dai. Via, che la neve a volte può far davvero male se è troppa. Dai. Via. Ciao. Chi è? Will Smith? No. Fratello.
Eh sì. È una cosa positiva, no? Ma non senti freddo con la canottierina qui? Mamma mia, guarda, siamo in mezzo alle montagne. Quello è con la giacchetta da mare. Ah, grazie amico mio. Il prologo è stato appena adesso completato, ragazzi. Abbiamo avuto una fredda accoglienza. Il Kyrat sicuramente ci darà del fuoco da torcere, scusate, del filo da torcere, scusate. Sicuramente devo ancora imparare a giocare, come al solito. Prima di imparare Far Cry 3 ci ho messo un po', però anche qua riprenderò la mano. Infatti. Abbiamo visto l'elicottero di Pagan. Non si spinge mai così a sud e volevo capire perché. È andata certo bene. Eravamo in zona quando ci ha scritto Darpan. Ah, il messaggio l'ha inviato allora. Beh, eccoci qua. Benvenuto a Non ho capito bene la differenza tra il Sentiero d'Oro e questi d'Oro. protagonisti, questi antagonisti. Adesso capiremo un po' tutto meglio. Dov'è Darpan? Non ce l'ha fatta. Lui è Ajay Galla, figlio Ajay. di Mohan. Fammi capire. Darpan è morto? E mi hai portato questo qui? Io non c'entro con questa storia. Sto solo cercando Lakshmana. Siamo nel bel mezzo di una guerra. Non abbiamo tempo per i turisti. Cosa volevi che facessi? Che lo lasciassi lì? Mi spiace, fratello. Amita è un po' permalosa. Ci parlo io. Per Lakshmana, dal suono si direbbe un tempio, un santuario. Ma se è così, è a nord. Il nord è territorio nemico. E non ci possiamo andare per ora. Rifletti un po'. Torna quando sei pronto. Va bene. Non sto capendo un bel niente, però ok. Non ho capito cos'è questa Lakshmana, il Sentiero d'Oro, ma vedremo un po' adesso con l'andare avanti nel gioco. Banapur, siamo ancora più alti, 2178 metri. Qua addirittura si misura come dire, la qualità del luogo in metri, addirittura. Allora, apri il menu fai da te con M quando vedi la chiave inglese su uno schermo per costruire potenziamenti. Allora, la chiave inglese nel fai da te, portafoglio, fondina, borsa munizioni, faretra, portafoglio, porta fino a $500.000. Bene, chiamiamoli dollari ragazzi, altrimenti qua ci confondiamo. Vediamo un po'. E come facciamo? Anzi, io adesso mi informo qual è questa valuta indiana. Adesso non me la ricordo completamente. Per farlo dobbiamo avere 2 pelli di Barhal. Vediamo se possiamo farlo. Creato appena adesso. Vediamo un po'. E appunto al primo livello. Per portarlo al livello successivo dobbiamo avere 2 pelli. Ma vabbè, per adesso lasciamo perdere.